Santo Padre, vi porto saluti da parte dei vescovi sloveni, da parte del governo sloveno rappresentato qui da 2 ministri per esteri e agricoltura e soprattutto da parte dei fedeli e del popolo di buona volontà. Vi amano tanto bene, sì, per indipendenza, e poi il Vaticano era prima che ha riconosciuto l'indipendenza della Slovenia, da una regione che è bagnata con sangue dei martiri dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cresceva là in questa terra, ma porta con sé un messaggio di speranza, di pace. Perché questi che morivano con la fede, morivano con mani aperte a Dio e sentivano la vicinanza di Dio anche nei momenti così difficili. Così anche questo albero di Natale vuole portare qui questa speranza, questa fede e questo amore di Dio che sempre si inchina verso di noi. Grazie per averci accolto nella sua casa e sono lieto di presentare la delegazione della diocesi di Teramo Atri e i rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali. Quando ci è giunta la notizia di questo dono di allestire il presepe in Piazza San Pietro, il dono espressione del liceo artistico di Castelli, una scuola molto importante, noi ci siamo riuniti e devo dire tanto entusiasmo per vivere insieme un bellissimo cammino di preparazione. Abbiamo poi l'enciclica Fratelli Tutti. Devo testimoniare il grande entusiasmo di vivere insieme questi momenti. E come sapete l'ufficio scolastico regionale che ha indetto un presepe per tutte le scuole dell'Abruzzo. I giovani, i ragazzi avrebbero desiderato essere qui. Cari fratelli e sorelle, siete venuti per la consegna ufficiale dell'albero di Natale e del presepe posti in piazza San Pietro. Vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. Saluto la delegazione della Repubblica di Slovenia, guidata dal Ministro degli Esteri, accompagnata dal Cardinale Rodé e dall'Arcivescovo di Maribor. È composta da altri ministri, ambasciatori e distinte personalità. La Slovenia infatti ha donato il maestoso abete rosso scelto nei boschi di Koševje e saluto la delegazione della diocesi di Teramo Atri con il vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi e numerose autorità civili. Dalla vostra terra, precisamente da Castelli, proviene il presepe monumentale in ceramica. La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro conforto. Ma per accogliere questi doni di grazia occorre sentirci piccoli, poveri e umili, come i personaggi del presepio. Anche in questo Natale, in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo e inerme, è il segno che Dio dona al mondo. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.